Ma l'elemento più importante sul quale lavorare è un nuovo rapporto tra la medicina territoriale e la medicina ospedaliera. Noi dobbiamo riuscire ad alleggerire il carico di tensione che arriva negli ospedali per una carenza forte di medicina territoriale. Questo credo che sia l'innovazione più importante, unita agli investimenti che vanno fatti un po' in tutto il sistema sanitario per migliorare la capacità del sistema sanitario di essere adeguato alle sfide che oggi si presentano. Occorre una nuova strategia nei confronti del personale perché noi dobbiamo favorire rapidamente le assunzioni che sono state già programmate. Occorre immettere personale medico, infermieristico, sociosanitario perché vi è una evidente carenza, ma occorre anche migliorare la macchina organizzativa perché le risorse già presenti possono essere meglio utilizzate e messe nella condizione di lavorare meglio per offrire ai pazienti una migliore soluzione ai loro problemi e per determinare una qualità del lavoro diversa e più interessante e più giusta anche per coloro che lavorano appunto in questo settore.